Allora, ritorniamo qui. Abbiamo avuto due messaggi, un po' li giro a lei, vicepresidente, un po' provocatori però nella sostanza, da capire nella sostanza. Cioè i cittadini si arrabbiano se a fronte di quello che pagano, perché poi quello che pagano lo paghi a prescindere, per esempio i lampioni non vengono accesi in intermittenza, e succede, cioè anch'io vivo in un comune dove ad esempio dove ci sono le strade buie, Dio non voglia, magari vai in giro la sera, poi vedi che ci sono anche ragazzini, quando se ne sta arrivando un altro, che sono magari in bicicletta senza segnalazioni, rischi veramente di metterli sotto. Però il servizio, però tu paghi, adesso pagherai questa IUC, quello che vuoi, dove ci sono i servizi comunali, ma per risparmiare stai un po' sotto. Oppure comuni con vocazione turistica, dove per esempio certe iniziative non vengono prese, devono prendersi i commercianti, scriveva un altro, un po' con improperi vari, dicevano i commercianti dobbiamo illuminarci le strade e quant'altro, perché il comune non provvede, però noi abbiamo pagato tutto quello che concerne come attività commerciale. E allora a fronte di servizi costanti che paghi non in proporzione di quanto li dai, ma per una tassa fissa, non hai la risposta. A questo ai cittadini non sta bene, perché allora dicono se io pago di meno devo avere di meno, se pago tanto quanto voglio avere il massimo di quello che è possibile dare. Allora, tipo i lampioni, che poi tutti quanti lo considerano giustamente anche per la sicurezza, quindi vitale, no? sì, Facciamo questo esempio. il problema è che è vero che i cittadini pagano tantissime tasse, no? Ma non pagano tantissime tasse al proprio comune. Ma loro alla gente non interessa più, sì, esatto. Lo so che la gente giustamente dice quello che pensa, che è oggettivamente vero. La gente sta pagando tantissime tasse e gli si sta diminuendo guardiamo la sanità, per esempio, la qualità del servizio. Sì. Sulla sanità io credo che in Veneto non possiamo lamentarci, dopo bisogna fare tutte le distinzioni del caso, guardare, ma io credo che un veneto che si lamenta della sanità veneta, i ticket a parte il comunque. piccolo caso isolato che può succedere insomma siamo tutti uomini, ma la nostra sanità è una sanità eccellente, fatta da professionisti, ma io non lo dico soltanto che è professionisti seri, e dobbiamo essere solo felici di abitare in Veneto anche per questo motivo. Dico, complessivamente i veneti stanno pagando moltissime tasse, hanno dei servizi che si stanno pagando in maniera aggiuntiva con la tassazione locale, però gli enti locali non sono in grado di chiudere i bilanci con i soldi, con le entrate dirette. Ma allora voi, invece che rifarvi, io devo essere sempre la parte del diavolo perché altrimenti non vi stuzzico e poi giustamente i telespettatori non ricevono le risposte che si attendono, invece che rifarvi contabilmente sui cittadini, non sarebbe bene che vi rifaceste massivamente su Roma a un certo punto in modo coeso, per dire io non tocco più un euro per i miei cittadini perché so che sono oltre la soglia limite prima che succeda qualcosa di grave. Quindi adesso noi in massa, coesa, tanto trovate il Sud che è già coeso, decidiamo che a un certo punto facciamo qualcosa nei confronti del governo centrale, che allora vede i sindaci da una parte, vede questi, vede quest'altra, forse si svegliano. Nel passato alcune battaglie sono state fatte. 5 anni fa abbiamo cominciato col 20%, siamo andati a Roma credo quasi tutti. Solo una parte dei sindaci della Lega non sono venuti e qualche altro, ma alla fine è stata una grande calata. Abbiamo spiegato le nostre motivazioni, abbiamo fatto una serie di ragionamenti. Ma allora, intanto è difficilissimo per i veneti unirsi, ma perché siamo tutti dei creativi, abbiamo tutte le nostre peculiarità, siamo tutti intraprendenti e quindi ognuno vuole intraprendere in maniera diversa. Non è semplice fare sintesi fra le varie posizioni, e come non è semplice poi sparare tutti nella stessa direzione. In alcuni casi ci siamo anche riusciti, ma dobbiamo capire che a Roma, come in altri, ma anche la regione stessa, nei confronti degli enti locali, ha una titubanza nel concedere autonomia e indipendenza. Il piano casa, che aveva accennato all'inizio, ne è un esempio, che ci rende che rende l'amministrare sempre complicato e difficile. Allora, le battaglie sono anche state fatte, ma sicuramente ai comuni non danno più nessuna forma di respiro. Teniamo presente che noi abbiamo dei trasferimenti sotto standard da una vita, potrei dire su un solo esempio, le scuole materne. La maggior parte delle scuole materne in Veneto sono private.
rispetto ad altre zone d'Italia dove sono pubbliche. Dall'altra parte gli si paga tutto, in Veneto ce lo paghiamo noi genitori. E questo è solo uno dei tantissimi aspetti. Si era partiti con il federalismo e con i costi standard, ma sono tutti archiviati in un cassetto. Nel frattempo, per far fronte alle difficoltà del Paese, si è tornati ai tagli lineari rispetto alla spesa storica e quindi noi sempre bastonati da questo punto di vista. Noi abbiamo anche protestato, magari in maniera scomposta, ma le cose sono sempre state dette, solo che in attesa del futuro migliore adesso ci siamo trovati con un futuro sicuramente pessimo, a gestire questo momento di transizione che è veramente complicato e che mette gli amministratori comunque in condizione di dover chiudere i bilanci, perché tutti i comuni hanno dei dipendenti e hanno dei servizi che magari non tutti i cittadini usufruiscono ma sono necessari, non so, mi riferisco al trasporto scolastico e tantissime altre cose, i servizi sociali, perché noi stiamo mantenendo viva la nostra comunità, perché il municipio è il punto dove tutti vanno per qualsiasi cosa, anche per le cose non di stretta competenza comunale, e tutta questa macchina deve essere mantenuta con il pareggio di bilancio. Capisco il cittadino che dice adesso mi faranno pagare la tassa aggiuntiva sui servizi indivisibili e fra l'altro un servizio che non avrò neanche completamente, ma se provasse a mettersi nella nostra poltrona capirebbe che bisogna comunque chiudere la partita, perché il bilancio va chiuso in pareggio e senza questi soldi che ci obbligano a mettere i nostri bilanci non chiudono. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Pavanello Belluno. Da Belluno, buongiorno. Prego. Sì, buongiorno. Allora, io volevo intervenire su questa trasmissione perché sono sempre i soliti discorsi dell'autonomia veneta. Proprio stamattina leggevo sul giornale i problemi che noi su Belluno abbiamo con le ferrovie. Mi pare che Veneto gliene sia fregato poco di questo problema qua. Si chiama la Calalzo, è Noi lentissimo. mi permetta, se lavoriamo in amministrazioni a Venezia, eccetera, ci mettiamo allo stesso tempo che uno da Padova va a Milano per fare 100 chilometri con un trattore e non con un treno. Allora io dico, tutte queste autonomie, tutti questi campanili che hanno fatto solo disastri in Italia, aumentato spese a non finire, ma non sarebbe meglio avere un governo come tutte le nazioni europee che ci faccia veramente da governo un polo unico e non 50.000 regioni, 50.000 magna che poi magnano e si dividono addirittura da comune a comune? Perché non tagliare i comuni oltre alle province, che abbiamo un'infinità di comuni con assessori, sindaci, mica sindaci e via dicendo, con spese e sopraspese? Questo è il mio pensiero e spero che sia anche quello di tanti altri. Grazie. Grazie a lei della sua telefonata. Quaresimin, cosa risponde? Sì, io non sono così lontano dal telespettatore, nel senso non vorrei che il dibattito che insomma abbiamo fatto questa mattina, l'idea fosse quella che la soluzione del problema è appunto diciamo, l'autonomia del Veneto e quindi una regione. Stiamo parlando di cose essenzialmente diverse. Per essere proprio pratici, oggi l'autonomia che è rimasta alle amministrazioni locali, quindi ai comuni, è quella di decidere sul bilancio all'inizio dell'anno. Adesso comunque i bilanci si approvano anche a fine dell'anno ormai, perché non avendo certezze d'entrata non è neanche possibile fare redigere il bilancio. Noi da un po' di anni abbiamo l'autonomia di decidere cosa tagliare rispetto al bilancio dell'anno prima, perché ogni anno abbiamo, diciamo, una riduzione di risorse e di trasferimenti. Questa è la realtà delle cose. Dopodiché io tranquillamente non ho nessun problema a dire la soluzione non è, diciamo, renderci indipendenti, diventare più piccoli, anzi ormai viviamo in un mondo globalizzato. Diciamo, il commercio, le attività produttive, noi dobbiamo competere con l'India, con il Brasile, con il sud-est asiatico. Noi abbiamo quella competizione. Noi dobbiamo diventare più europei
E quindi noi non possiamo correre completamente al treno dell'Europa che c'è, che è partito, a essere sempre a ritroso. Noi dobbiamo salire su quel treno là. Come si fa? Ma probabilmente, come diceva anche il telespettatore, rivedendo un po' quello che è l'assetto istituzionale, diciamo, e quindi chiaramente, ma qua i sindaci da tempo stanno anche lavorando con l'unione dei comuni, quindi con le fusioni, quindi accorpando più enti. Ma non è sufficiente questo, a mio avvio. Noi abbiamo la necessità di avere una visione più aperta, più europea, se mi permettete di usare questo termine qua. È che per far questo ci vuole una cognizione generale e quindi che tutti, voglio dire, camminino con questo percorso, con questa strada, e abbiamo grandissime difficoltà, e le difficoltà maggiori a mio avviso arrivano dagli enti istituzionali più elevati, più grandi. Il collega prima citava, parliamo di Roma, vabbè, che è chiaramente l'esempio più semplice, ma anche la nostra regione, il piano casa ne è un esempio, c'è calato, voglio dire, sulla testa una scelta regionale dove che i piani regolatori, i PAT, che abbiamo speso migliaia di euro per redigerli, in particolare il PAT che è stato fatto sentendo tutti gli attori del territorio, possiamo prenderlo e cestinarlo. Questa è la logica. Infatti adesso torniamo su questo discorso, la interrompo solo un attimo. Pronto? Buongiorno signorina. Buongiorno, buongiorno. Da dove chiama? Parla Mario dalla provincia di Padova. Prego, dica tutto. Dunque, io vorrei sapere perché i sindaci vanno a fare i sindaci. Ma se hanno un gettone di presenza, tanto gli assessori che i sindaci, misero, perché vanno ad amministrare? Come A maiuscola, amministrare. Io vorrei sapere perché vanno a perdere il loro tempo quando non hanno neanche i soldi per fare una rotatoria per il sociale, perché tutti i sindaci parlano non abbiamo più soldi per il sociale, però io vedo rotatorie che sorgono, vedo che tutti quanti sguazzano e mangiano, vuol dire che i soldi ci sono, cioè mangiano, che vivono. Io vorrei dare un consiglio ai sindaci, fate a meno di andare ad amministrare e fare i sindaci, perché non è una missione che vi ha imposto la Chiesa, che vi ha imposto qualcuno. Perché andate a fare i sindaci? Io voglio darvi, ripeto, un consiglio. E chi lo fa? E chi lo fa secondo lei allora? Chi è che amministra i comuni? Devono amministrare per passione, con la passione, come lo fa il prete, con la passione. Loro hanno avuto... E senza essere retribuiti? Come? Senza retribuzione, secondo lei? No, la retribuzione equa. Ma ce l'hanno, è bassa quella una retribuzione dignitosa. Va bene, cioè, va bene. 1200, 1300 e si devono accontentare di quello. Cioè, in poche parole, io dico solo questo. Loro devono mettere una bacheca fuori dal municipio e scrivere tutti i costi, tutte le entrate che hanno e le relative uscite. Scrivere, per la rotatoria abbiamo speso 20.000 Va bene, euro. non è chiarissimo. Adesso sentiamo che cosa rispondono. Ma loro Chiaro. devono pubblicarlo questo, no che ci dicano potete vedere sul computer che c'è tutto il bilancio specificatamente specifico. No. Ma è la stessa cosa che sia ad adoperare il computer. Loro se ne approfittano perché sanno che gli ultra 65 anni, come io che ne ho 81, non siamo capaci di usare il computer. Va bene. Noi non andiamo in municipio a perdere il nostro tempo. Va bene. E noi dobbiamo lavorare, abbiamo il nostro urticello, abbiamo la nostra casa, No, è stato chiarissimo. La casa. Loro devono pubblicare i bilanci specifici. Buongiorno. Buongiorno. Zecchinata lei la risposta stavolta, sì, poi andiamo in pubblicità. Non so dove viva questo simpatico telespettatore, ma di fatto è già così, nel senso che almeno nei nostri comuni vengono pubblicati i dati sia all'albo pretorio, sotto forma informatica, ma anche sul notiziario comunale, ad esempio. Insomma, quindi la trasparenza c'è e non perché lo impone la legge, ma c'è già perché, almeno dagli amministratori che conosco io, si fa da anni. E anche per il resto che ha detto, di fatto è già così, quindi ha fotografato sostanzialmente
una realtà che è già questa. Cioè, nei piccoli comuni una retribuzione media è comunque sempre su quelle cifre là, non so sui 1.000 euro, 800 euro, 1.200, dopo dipende dalla grandezza del comune, ma se pensiamo che la maggior parte dei sindaci, il sottoscritto, ma anche quelli che conosco io, ha un proprio telefono cellulare, un proprio, non so, tablet, piuttosto che spende di tasca propria, quindi di fatto è come si può dire, un indennizzo, diciamolo così, delle attività. Penso agli assessori e ai consiglieri, che quelli nemmeno hanno un riconoscimento di questo tipo, per cui veramente lo si fa per passione. E quando è stata fatta anche la legge che ha diminuito il numero dei consiglieri e degli assessori in comune, a mio avviso è stato fatto un po' un errore, nel senso che i costi non sono lì, sono dei volontari che vengono a lavorare, a dare una mano per qualsiasi tipo di iniziativa. Anche qui il problema sta a monte, nel senso che noi, se anche riusciamo a fare risparmio come stiamo facendo, ci stiamo unendo come comuni, ci stiamo mettendo assieme, certo, anche rispetto alla telefonata di prima, lo stiamo già facendo questo. Il problema è che ci hanno tolto la tesoreria unica e se la sono portati a Roma, quindi adesso anche in questo senso abbiamo molto meno potere anche per fare delle iniziative incisive, nel senso che nel momento in cui anche domani decidessimo che le risorse, ad esempio, che derivano dall'IMU o altre risorse non vanno più mandate a Roma, se vogliamo dire così, certo, a Roma, sì, a livello centrale, non possiamo neanche farlo perché direttamente vanno direttamente in presa diretta, insomma, quindi di fatto già ci hanno messo in condizione di non poter neanche fare azioni molto, molto forti. Quindi chiarissimo. Torniamo su questi argomenti, parleremo anche del piano casa brevemente, subito dopo la pubblicità, tra poco.